Sergio Silva, il Follonia continua a vincere, però insomma contro il Montebello non è stato così semplice come sembrerebbe. Penso che alla fine il risultato dice 3-1, quindi un risultato che è in bilico fino alla fine, quando si poteva fare sicuramente diverso. Abbiamo anche fatto delle belle cose per far sì che il risultato fosse diverso e avere più tranquillità. Sicuramente non è stata la nostra migliore prestazione. Senti, un filotto di partite, 4 in particolare, perché c'è il recupero del Trissino, prima però 2 trasferte, Monza-Lodi, per poi chiudere Trissino in casa e dopo 3 giorni con il Viareggio, quindi sarà un bel finale di 2024. Prima Lodi, poi Monza. Sì, pensiamo prima a Lodi, che è una pista complicata contro un'avversaria di gran valore, ma a noi bisogna pensare di andare a Lodi, giocare la partita senza paure e provare a vincere, perché ci porterebbe a un punto importante della stagione dove ci avvicineremo ai primi posti in classifica e noi vogliamo stare lì, più in alto di quello che stiamo adesso, non lo nascondo. E quindi bisognerebbe fare una buona prestazione. Se facciamo una buona prestazione il risultato ha più probabilità di arrivare, e con questo spirito che andiamo a Lodi, sapendo delle difficoltà perché ce ne saranno e tante, ma pensiamo così, pensiamo prima a Lodi, sicuramente poi sappiamo che abbiamo altre 3 partite prima della pausa, difficili e dure da affrontare, ma penseremo poi a quelle dopo di vincere a Lodi, mi auguro. L'ultima nota, hai fatto esordire Filippo Galgani, che in quel minuto e mezzo, insomma, si è dato da fare, perché sportellate, ha tirato, ha recuperato, insomma, un buon esordio. Avrei voluto forse farle avere qualche minuto in più, come ho sempre cercato di fare ai ragazzi che si allenano con noi, perché a loro serve, serve anche a noi, perché quando vengono ad allenarsi tutte le settimane con noi è perché serve anche a noi, oltre a loro. E penso che era anche la partita da poterlo fare. Purtroppo non l'abbiamo messa nella carreggiata giusta per poter gestire anche questo aspetto qui, però avendo la possibilità è chiaro che la volevo dare. Sono ragazzi che si comportano bene e che si meritano. Poi devono continuare a lavorare per far sì che queste chiamate siano sempre più numerose, perché il futuro è loro, ma lo devono dimostrare in pista.